Questa è una tavola rotonda, quindi chiamo al mio tavolo Rubens Doriano, archeologo della Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Nuoro e Sassari. Grazie. Facciamo un applauso che così ci svegliamo. Ma sì, è bellissimo. L'applauso dopo se me lo sarò meritato. Ho già rotto tutto io. Il dottor Stefano Giuliani del Polo Museale della Sardegna, il dottor, grazie infinite, adesso così vedo dove siete seduti, poi il dottor Massimo De Rio, responsabile scientifico CRS4, progetto Sardegna Immersiva, che abbiamo appena visto tra l'altro in una delle esperienze al piano di sopra. Armando Perez, il mio vicino del primo banco, vicepresidente Comitato Turismo Ox, avete sentito il suo intervento oggi. Antonio Usai, che abbiamo visto oggi, il dottor Antonio Usai con il suo intervento sui dati. E finalmente un'altra donna, Francesca, che ho tenuto per ultima, ma last but not least, Francesca Carrada, archeologa esperta in beni culturali e si occupa del patrimonio culturale, editoria e informazione, Regione Sardegna. Ok, allora, eccoci qui schierati tutti quanti, proprio per cercare in qualche modo di tirare un po' le fila insieme e cercare magari di approfondire alcuni dei temi e delle parole toccate oggi nel viaggio che oggi abbiamo fatto, perché direi che sono emerse delle cose molto importanti e ci piacerebbe, come ci siamo detti, anche riuscire a offrire alla platea una cassetta di attrezzi, qualche indicazione, dopodiché faremo un giro di pensieri qui, ma sarebbe anche molto utile poi una vostra partecipazione, perché sarebbe interessante magari sentire dei vostri interventi, delle vostre domande. Anche adesso avete conosciuto un po' i nostri interlocutori, però è importantissimo, come dire, che il lavoro sia poi alla fine un lavoro davvero di partecipazione un po' anche collettiva, di approfondimento. Allora, sicuramente un punto fermo, io personalmente con il mio gruppo di lavoro mi occupo di viaggi, di narrazione di viaggi, perché dove è uno dei poche testate sopravvissute alla mattanza delle testate giornalistiche cartacee. Compiamo l'anno prossimo 30 anni, quindi una resistenza pazzesca. L'abbiamo trasformata in un sistema multimediale, ma è un punto di osservazione molto importante per i trend che riguardano la domanda del turismo, perché a noi l'arduo compito in qualche modo raccontare e mandare le persone nei territori. Così 4 anni fa abbiamo deciso di trasformarlo, più che un dove è diventato un come dico io, perché abbiamo cominciato a lavorare 4 anni fa proprio sul concetto dell'esperienza, che è una delle parole chiave che è emersa in modo reiterato dai diversi punti di vista di oggi, no? Quindi che cosa cerca in sostanza oggi il viaggiatore, perché definirli turisti a volte, no, anche nella forma di narrazione che facciamo noi, sembra quasi dispregiativo. Il turista è quello che viene, fa il mordi e fuggi, va via e non entra nel verticale. Il viaggiatore è quello che deve entrare invece nella conoscenza del territorio. Allora, partiamo proprio da qui, da quei punti fermi e da queste parole chiave che sono emerse nei lavori della mattinata, per cercare anche di andare un po' avanti e magari di approfondirlo. Io mi sono segnata sicuramente le parole, quelle che sono le parole cosiddette trend e chiavi, che poi descrivono la domanda del viaggiatore e del turista. Sicuramente abbiamo detto l'experience, poi ci sono temi come la personalizzazione, la sostenibilità e la consapevolezza, che sono altre parole chiave che hanno a che fare comunque con la crescita e la prospettiva del turismo culturale. Mi ero preparata una montagna di dati che ovviamente vi risparmio, perché nel corso della giornata ho visto ricerche meravigliose, però vi cito soltanto una cosa interessante che riguarda sempre, e quindi chiedo immediatamente al mio tavolo un giro di opinione proprio su questo, sul fatto che quando cominciamo, adesso abbiamo parlato di experience, no? Di esperienza, fare esperienza, abbiamo visto anche degli esempi, poi dopo torneremo magari su queste case history che possono essere combinazioni di esperienza, ma oggi quando vedevo questo dato al TTG, alla fiera, come sapete, no? Di Rimini, dell'Enit, che hanno presentato il 54% dei viaggiatori desidera fare come esperienza anche del volontariato durante la vacanza, l'86% dei viaggiatori globali sarebbe disposto a impegnarsi in attività che contrastano l'impatto ambientale
nel viaggio, cioè il concetto di esperienza non è più un'esperienza di tipo solo soggettivo, ma è qualcosa che si apre alla solidarietà, all'attenzione al territorio, come diceva Severnini anche stamattina, attenzione, ci sono delle linee che riguardano il tema dell'esperienza intesa come non più un io ma un noi e un essere attenti a ciò che mi circonda, che forse anche nel turismo culturale potrebbe rappresentare un'opportunità. Cioè, alla fine la domanda che faccio, e così sono sintetica, è: la parola esperienza, che oggi è stata data, è stata detta, e sono ormai anni che la sentiamo dire, la sentite dire anche voi come operatori, cominciamo a entrarci dentro e cerchiamo di capire in che modo oggi, da qui in avanti, possiamo creare delle opportunità e quale valore dare a questa esperienza, incrociandola con quelli che sono i trend contemporanei, che non colpiscono soltanto le nuove generazioni, ma colpiscono quindi la generazione Z o i millennials, ma anche i baby boomers, che vengono comunque toccati o shakerati dai figli quando vedono troppa plastica in casa e ce la fanno buttare via. Quindi siamo tutti coinvolti da una rivoluzione anche, che sarà un'altra parola, che sarà tecnologia. Ed entriamo un attimo, e quindi rivoluzione tecnologica. Io partirei, non abbiamo un ordine di servizio né tantomeno, ma sono le vostre prospettive, le vostre professionalità, le vostre verticalità che possono in qualche modo aiutarci, perché l'obiettivo di questa nostra chiacchierata è avere anche delle cose concrete, degli strumenti, dei suggerimenti, ovviamente, visto che è un incontro formativo e quindi deve essere un po' formativo per tutti noi. Quindi approfitto dei sapienti qui al tavolo per poter procedere insieme in questo viaggio. Io comincio alla mia estrema destra, se volete, e procediamo in questo modo, poi, oppure se qualcuno vuole intervenire, ma se siete d'accordo iniziamo col professor Usai, universitario, siamo all'università. Grazie. Grazie. La parola esperienza è uno stimolo, o dovrebbe esserlo, però io parto al contrario, perché se voi andate a leggere online le diverse offerte turistiche proposte oggi, in un qualsiasi contesto territoriale, regionale, nazionale o internazionale, la parola esperienza è quella più abusata. Oggi non c'è una proposta turistica o una descrizione di offerta turistica che al suo interno non porti almeno una volta, perché poi è replicata anche più volte, la parola esperienza. Poi se andiamo a vedere, ad approfondire che cosa è l'esperienza o che cosa dovrebbe essere, allora molte di queste offerte in realtà non hanno un valore concreto. Questo l'abbiamo visto con alcuni studi, abbiamo studiato le parole più utilizzate come tag piuttosto che come parola per la comunicazione, per non usare termini tecnici troppo spinti, però la grande verità dei fatti è che l'esperienza, che dovrebbe essere il nuovo driver, così viene definito, per l'offerta turistica specifico, i dati ce lo dimostrano, in realtà basterebbe un po' di buonsenso, perché se ognuno di noi guardasse alla propria esigenza, probabilmente darebbe alla parola esperienza un significato reale. Quello che consiglio sempre agli studenti, piuttosto che agli operatori con i quali ci confrontiamo costantemente, è di chiedersi loro, prima di tutto, che cosa intendono per esperienza, cioè di non vendere mai una cosa che loro stessi non possano capire in prima battuta e poi che non vorrebbero acquistare per altre destinazioni. Il risultato però è sempre, secondo me, deve ancora essere costruito. Nella migliore delle ipotesi, l'operatore più evoluto ci dice che l'esperienza è quella di vivere con occhi diversi la realtà che lo circonda. Parlo di alcuni hotel che hanno avuto il coraggio di instradare il turista verso la conoscenza del circondario. Stamattina sentivo Severnini che parlava del muretto a secco e di vedere il muretto a secco con occhi diversi, quale quasi fosse un'attrazione. Bene, secondo me la vera esperienza è quella, è guardarsi intorno con occhi diversi, e anche in questo senso i dati ci confortano. Vediamo che quando l'esperienza è vissuta come la quotidianità che non conosciamo, il prodotto diventa più affascinante, più accattivante, più in linea con l'aspettativa nascosta del turista, perché poi c'è il rovescio della medaglia, e qua mi fermo, ma siamo veramente sicuri che il turista nella parola esperienza capisca bene ciò che vuole, o gli dia un contenuto che è univoco per tutti e che gli può fare individuare un prodotto che desidera? Anche su questo i dati ancora ci lasciano aperta una strada tutta da esplorare. Armando, questa cosa ha a che fare appunto anche con una percezione forse, no? Che sta cambiando da un punto di vista di quella che è la lettura del turista, del luogo. Rispetto, dal tuo punto di vista,
la parola esperienza, anch'io ho scritto un editoriale in cui ho detto proviamo a non usarla più, impossibile, impossibile, non si riesce, non riesco a toglierla neanche dagli articoli io, perché si dice, però bisogna o dargli un contenuto, come diceva giustamente lei professore, o Armando, è come dire, un allargamento di un orizzonte, un operatore che ha un albergo appunto, un operatore o chi deve vendere in qualche modo il suo territorio. In che modo può adesso adattarsi a questa nuova forma di domanda e con quali strumenti? Perché sembra un po' complicata la professionalità che si aggira intorno a tutto questo nuovo mondo, o no? È acceso? Si sente? Sì. Ma sai, intanto le parole, come è sempre stato, subiscono delle mode, adesso ne abbiamo inventate alcune e le stiamo usando come sempre e abusando, e sicuramente il tema dell'esperienzialità è diventata, in questo momento è sicuramente abusata e piace, bisogna metterla dappertutto e quindi nel turismo sicuramente se ne fa un uso allargato. Quale sia, adesso io non so bene, però che significato si dia all'esperienza, all'esperienzialità è evidentemente molto diversa, dipende in che contesti, in che forme, in che maniere, in relazione alle tipologie all'interno di ciò che identifichiamo come turismo. Può essere appunto l'albergo di quel che è stato citato, può essere un sito archeologico, può essere un territorio, può essere quello che io ho visto è che la domanda è molto cambiata, aggiungendoci questo approccio, diciamo così, esperienziale negli ultimi 10 anni. Ecco, questo qui è un po' il termine, poi hanno più, hanno meno. Sono soprattutto i più giovani, e io mi sono dato una spiegazione, perché poi non lo so se è vero o non è vero, però io ci ho scritto anche un libro, quindi poi ognuno la vede come vuole. Cioè, secondo me, intanto noi siamo passati da essere dei soggetti passivi dall'osservare con l'interpretazione dell'esperienzialità a diventare un po' più a toccare, qualcuno stamattina diceva toccare, partecipare, capire. L'esperienzialità poi è questa, no? Cioè uno va in un ambito, un territorio, un insieme di paesaggi, di cose a cui non è abituato, non conosce, eccetera, e vuole capire, vuole entrare di più in contatto. Tant'è vero che una delle cose che questa menata dell'esperienzialità tocca continuamente, ad esempio, è quella di dire un diverso modo di entrare in relazione con la comunità ospitante, questo per usare terminologie più vicine a chi mi ha preceduto, mi pare di capire. Però ecco, io non lo so, però voglio dire, per me vuol dire che una volta andavamo a vedere mungere le mucche e che adesso vogliono mungere le mucche loro. Questo qua è la differenza, no? Cioè l'esperienzialità è questa, ed è vero che c'è questo, c'è la voglia di imparare attraverso il toccare, il fare, il partecipare. L'agriturismo è un caso che mi è venuto in mente adesso mentre tu parlavi. Cioè gli agriturismi erano fino a qualche anno fa, forse una decina, non lo so, erano posti dove era piacevole andare a dormire perché c'era una cucina più ruspante, si sentiva l'odore degli animali, si vedeva la campagna, si andava a fare una passeggiata nel vigneto, eccetera. Adesso no, adesso ti chiamano per fare la campagna della raccolta, vai tu a tagliare il frumento. Sting, che è un noto cantante che immagino conosciate più o meno tutti e che ha una splendida casa in Toscana, lui ogni anno fa una call, come si dice, per cui ci sono, ovviamente è Sting, non è Armando Perez, per cui non ti risponde nessuno, ma questo fa una call e invita N giovani
ad andare a raccogliere l'uva da lui, no? Quindi questa è l'esperienzialità, hai capito? Questo è un po' dappertutto questo senso. Poi tu torni a casa. Attendiamo anche George Clooney sul lago di Como, se ha bisogno è un'esperienza. No, ma quello che voglio dire è questo, che è vero, No. è il discorso che si passa da un concetto di immaterialità a un concetto di materialità. Tu hai finito la vacanza e prima portavi a casa 6 bottiglie di vino che avevi comprato sul posto, adesso porti a casa un'esperienza che, se fossi un dépliant, direi indimenticabile, unica e meravigliosa. Ecco, questo è. È interessante, Armando parlava di un target, appunto, da un lato dice un target anche giovane che chiede questa esperienza che ha a che fare con il corpo, perché comunque è un'esperienza dove io devo provare, devo esserci, devo addirittura poi testimoniarlo con i selfie, come diceva Joseph stamattina. Eppure parliamo di una generazione che è smaterializzata. Se pensiamo anche alle problematiche, le derive, no, patologiche dell'adolescenza, oggi si parla proprio della centralità del fatto che gli adolescenti non si agitano nel corpo perché vivono nel virtuale. E quindi, da un certo punto di vista, allora, i giovani nell'esperienza reale cercano, come dire, un contatto a questo punto di quasi di sentirsi vivi, vivendo questo tipo di esperienza. D'altro canto però in qualche modo parte della loro esperienza è un'esperienza smaterializzata, priva di corpo. Nella appunto viaggio che stiamo facendo all'interno di questa parola, e poi quando finiamo il tavolo non la citiamo più fino a stasera, la parola esperienza, volevo chiedere al dottor De Rio, che è appunto responsabile scientifico di CRS4, perché la Sardegna è sempre stata un po' la Silicon Valley, no? Io ho lasciato la carta nel 99, mi ricordo appunto nel 2000 la Sardegna è sempre stata la nostra Silicon Valley italiana, un centro di ricerca straordinario, e abbiamo visto prima anche, no, i lavori che fate. Ma in qualche modo tra mungere le mucche e girare virtualmente, come stanno insieme queste cose nello stesso target, e in qualche modo riusciamo a costruire un'offerta che a questo punto deve essere integrata per chi ha poi il problema di attirare turisti? Quindi da un lato dice devo vendere esperienze, però poi posso nello stesso tempo creare un engagement, no? Come viene detto, completamente diverso grazie alle nuove tecnologie. È complicato il codice. Sì, assolutamente molto complicato. Prima faccio una piccola premessa, ringrazio per la promozione sul campo, non sono il responsabile scientifico di tutto il CRS4 ovviamente, ma solo di un gruppo di ricerca del CRS4 che tra l'altro è un gruppo di ricerca che si occupa di videogiochi, cioè di prendere, diciamo, dal mondo dei videogiochi e applicare ad altri contesti, quindi diciamo molto, molto attinente a tutto quello che si sta dicendo oggi. Effettivamente, per riallacciarmi a quello che dicevi, dipende molto dal target che si considera. Adesso noi abbiamo questo progetto in cui in qualche modo cerchiamo di vedere come la realtà immersiva può essere effettivamente uno strumento efficace per la promozione turistica. Quindi diciamo che in qualche modo cerchiamo di interessare un potenziale turista e portarlo magari in mete e destinazioni che non aveva considerato di visitare. Quello che abbiamo visto riguardo la parola esperienza è che all'inizio, diciamo, le rappresentazioni immersive che abbiamo creato erano, diciamo, piuttosto asettiche, nel senso che erano effettivamente una visita nel luogo, però in qualche modo priva, una visita che può essere, diciamo, fruita come una realtà virtuale oppure come una fotografia o un video a 360 gradi, quindi fondamentalmente si indossa un visore e si viene in qualche modo immersi in un altro contesto, in un'altra realtà, si visita un posto che può essere per esempio un sito neuralgico piuttosto che un borgo, una spiaggia o una foresta, quello che è. Abbiamo visto che effettivamente, cioè questo, diciamo, ci ha incuriosito molto perché a prescindere dal target, dalla fascia d'età che potrebbe essere, diciamo, uno potrebbe essere pensato, cioè si potrebbe pensare che sia una cosa che parta dai più giovani, però abbiamo visto che effettivamente anche, diciamo, le persone meno giovani, se noi mantenevamo asettiche le esperienze, cioè non davamo in qualche modo uno scopo al visitatore, cioè lo lasciavamo libero di girare senza magari, che ne so, interagire con gli oggetti, dargli non vorrei dire dargli una missione perché è un termine un po' troppo da videogiochi e ci teniamo a dire che non stiamo creando dei videogiochi ma qualcosa di diverso,
però sì, li lasciavamo totalmente privi, diciamo, di quello che poteva essere uno scopo, l'esperienza in qualche modo era incompleta, quindi effettivamente questa necessità di engagement c'è sia, diciamo, nel reale ma anche in qualche modo nel virtuale. Grazie. Questo mi offre l'occasione di prendere l'altro microfono, magari di chiedere dell'acqua solo perché ce l'hanno raffrettinata e grazie, se poi funziona? Sì. Eccola. Ecco, grazie. No, Dal punto di vista delle soprintendenze ho un'idea vero? sull'esperienza. No, perché arriviamo direttamente, secondo me, no, è perfetta la palla lanciata da questa parte, da De Rio, perché lui ha appena finito di dire, attenzione, stiamo comunque parlando di un engagement che ha anche a fare con l'infotainment, cioè quel fatto che nel momento in cui io guardavo e basta, no? O ascoltavo e basta, il livello di interesse può scendere. Quando io dice non arrivo a dire do una missione come nei videogames, ma se penso anche alla case history, per carità, per i bambini va benissimo. La domanda che le faccio, Rubens, o che ti faccio, è questa. Dal momento in cui appunto stiamo viaggiando sulla parola esperienza, dal momento che è innegabile che è cambiata anche l'esigenza, il livello in cui mi devi coinvolgere, devi tenermi attento e quant'altro, tutto questo come si coniuga? Cioè, noi stiamo parlando appunto in questo momento di turismo culturale, di turismo archeologico, come non trasformare, per dire, la cultura dei nuraghi in una Disney World, no? Ma nello stesso tempo essere al passo con i tempi. Allora, abbiamo detto che degli nuovi strumenti tecnologici ne parliamo dopo, Sì, vero? sì, quello in generale della perfetto. tecnologia. Adesso volevo parlare della Allora, parola sì, esperienza. sì, eccoci qua. Allora, io lavoro in una delle perfide, cattive, matrigne soprintendenze, sulle quali ha puntato il dito Beppe Severnini stamattina, chiedendo addirittura se ci fosse in sala qualcuno che lavora nelle soprintendenze. Eccolo qua. Quindi una piccola risposta a Severnini è doverosa. Poi tra l'altro è qui e Perché- può tranquillamente replicare. Perché le indicava come alcune delle responsabili della mancata divulgazione delle statue di Monteprama, statue non giganti, perché sono a grandezza naturale. Noi archeologi le chiamiamo statue. E diceva, ma come io non le conoscevo, ci sarà stato un difetto di comunicazione, sicuramente. Il riferimento è del 75-76. Alla mostra Nuraghi a Milano 1980 c'erano i frammenti principali delle statue di Monteprama. Nella mostra di Karlsruhe, Vom Neolithicum zum bis Nuragenzeit di Karlsruhe 81 c'erano i frammenti principali delle statue di Monteprama. E qui mi fermo. Mostre promosse dalle soprintendenze della Sardegna. Non si sente, devi avvicinare il microfono. Mostre promosse dalle soprintendenze Evidentemente della con un Sardegna. bravo ufficio stampa. No, per carità, erano gli anni 80, per carità. Un'ultima piccolissima prodonomea. Avrei una lunga lista, ma non stiamo qui a tediare. No. Rubens, aiutami. Sulle soprintendenze chiudo qua. La mia, che si occupa di metà della Sardegna, 12 archeologi fino al 2010, nel 2015 eravamo 4. Adesso siamo in 7. Dal 2006 al 2019, 13 anni, abbiamo cambiato 17 soprintendenti, neanche meno di uno all'anno. E la chiudo qua, sulle soprintendenze. L'esperienza. Allora, archeologi, noi siamo concreti, abbiamo a che fare con gli oggetti, ok? Quindi, giustamente, l'esperienza massima sarebbe partecipo ad uno scavo come volontario o partecipo al restauro di un sito o di oggetti, attività espressamente vietate dalle normative. Non le scriviamo noi, le applichiamo, le dobbiamo far applicare. Però c'è un motivo. Si tratta, viste da fuori, Indiana Jones, i servizi televisivi, eccetera, eccetera, chiunque può fare l'archeologo, chiunque può fare uno scavo, chiunque può lavorare manualmente in uno scavo archeologico. Non è così. Andrea Carandini, un illustre archeologo italiano, paragonò svariati anni fa uno scavo archeologico ad un'operazione chirurgica. Ho applicato molto spesso questo paragone nella mia vita ed è sempre estremamente calzante.
In sala operatoria i volontari non entrano. Il campo per l'applicazione corporale, no? Può essere invece quello dell'archeologia sperimentale. Ci sono gruppi, associazioni, eccetera, eccetera, che producono ceramiche come con le tecniche d'età romana, metalli, eccetera, eccetera, ce n'è più serie, meno serie, eccetera, eccetera. Allora lì ci sono praterie per chi vuole condurre un'esperienza fisica, pratica, manuale, eccetera, eccetera. L'esperienza è stamattina si diceva, dobbiamo dare al pubblico ciò che il pubblico vuole. Attenzione. E l'esperienza è uno di questi aspetti, no? L'esperienza fisica, l'esperienza proprio. Attenzione, dobbiamo dare al pubblico ciò che gli studiosi del settore conoscono sull'antichità, la corretta informazione scientifica sull'antichità, possibilmente mettendone in risalto soprattutto ciò che ci insegna l'antichità sul nostro presente e ci insegna un'enormità di cose, se le sappiamo vedere e se le sappiamo insegnare, per esempio i fenomeni migratori, che non sono nati adesso e l'antichità ha molto da insegnarci. Informazione corretta, spettacolarizzarla, narrarla in modo accattivante, tutto quello che volete, ma corretta. Dobbiamo certo individuare il modo più adatto a seconda delle fasce dei fruitori e quindi anche l'esperienza fisica, il modo più adatto sicuramente, calandoci nei loro panni, con figure professionali anche adeguate, eccetera, eccetera, però assolutamente all'interno di questa cornice. Grazie della precisazione. No, bravo, davvero, grazie. Perché adesso, come dire, ha una rotondità, l'osservazione che ha fatto questa mattina, devo dire che così è ben compresa e ben capita. Abbiamo una notizia al tavolo, abbiamo un millennials che sei tu, sì, che sei passato però dalla parte di qua, di quelli che si devono porre i problemi, no, ma potevamo, meraviglioso, abbiamo anche la coreografia. Stefano Giuliani del Polo Museale della Sardegna e anche, però siccome gli ho chiesto l'età, per quando ci siamo conosciuti prima, e tanto non è una signora, quindi lo potevo chiedere, e appunto rischia di avere l'età quasi di mio figlio, e allora ho detto, bene, allora riusciamo a portare una notizia al tavolo, nel senso che sei contemporaneamente colui che deve pensare non solo al target di chi sta arrivando, quindi nel nuovo mercato, o chi c'è già sul mercato ovviamente, ma sei anche dietro le quinte e quindi, come dire, questo è una straordinaria occasione perché hai un punto di vista ovviamente diverso da chi magari come me, come tanti altri, lavorano da 30 anni no? E quindi devono continuamente studiare per capire cosa sta cambiando. Tu vieni direttamente dal nuovo mondo come se fossi planato come alieno e quindi sei a bordo a questo punto e hai questo punto di vista. Quindi tutte queste cose che hanno a che fare con questa parola che in questo momento sta chiudendo il nostro primo giro, il tuo punto di vista è davvero interessante per il doppio aspetto, come dicevo, sia di target che ovviamente di chi si occupa per professione di questo. Dunque, parlando di turismo esperienziale, quindi di esperienza, io da archeologo la prima cosa che avrei detto era fare un riferimento all'archeologia sperimentale, cosa che è stata già detta da Rubens Doriano. L'archeologia sperimentale lascia davvero molto spazio a questo tipo di attività perché il visitatore che si avvicina a un museo o a un'area archeologica ha modo di fare e non solo vedere, come diceva Joseph, quindi prendere parte attiva sotto il necessario supporto scientifico, quindi ha l'opportunità di imparare qualcosa oltre a vedere un sito. Credo però che sia un errore impostare la domanda nel senso che noi dobbiamo necessariamente offrire qualcosa da fare, cioè il criterio della necessità dell'esperienzialità non può essere applicato allo stesso modo al turismo culturale così come per esempio al turismo enogastronomico. È normale che
uno può prendere parte attiva al un processo di produzione del vino facendo, non lo so, la vendemmia, la visita al vitigno, alla cantina e poi assaggiare il prodotto. È una cosa che vedo più naturale. Con i musei e con le aree archeologiche a volte si rischia di trasformare la necessità di provare un'esperienza concreta in una forzatura, quindi io credo che ogni nicchia turistica, diciamo così, abbia le sue potenzialità e si debba stare molto attenti nel non commettere forzature, cercando di uniformarle tutte alla necessità di fare qualcosa. Questo è un discorso che poi potremo riprendere anche con la parola chiave tecnologia. Ogni cosa ha un suo determinato tipo di pubblico e non c'è niente di male in questo, e ogni cosa può essere declinata in una certa maniera fisiologicamente senza dover essere ossessionati dall'idea di dover far fare qualcosa al visitatore, cioè produrre l'esperienza in questo senso. E questo non è necessariamente un anello debole della catena, non è un punto di debolezza, perché se parliamo dal punto di vista strategico e turistico della promozione di un territorio, ci sta benissimo che ci siano ambiti, aspetti della visita che hanno una naturale tendenza maggiore alla possibilità di fare qualcosa attivamente e ambiti che hanno una apertura verso l'esperienzialità che è un pochino minore. Non la vedo come una cosa scandalosa, anzi la vedo come una complementarità che arricchisce il prodotto e l'offerta turistica. Grazie. Penso che la parola forse verso cui stiamo andando è più legata a un'idea non tanto di, appunto, parlando ovviamente di cultura e di turismo, come dicevi giustamente, no? Stiamo parlando di una cosa molto particolare, quindi non possiamo dire possiamo usare la stessa ricetta che serve nelle esperienze food, no? Dobbiamo pensare a qualcosa di diverso. Ma forse l'idea di una partecipazione, il fatto che in qualche modo se io vengo a vedere, vengo non a fare, perché come giustamente, no? Diceva Rubens, attenzione, cioè è come entrare in una sala di chirurgia, però la mia presenza lì in qualche modo può essere utile, perché posso finanziare, perché posso partecipare a un progetto semplicemente perché magari c'è un gruppo di ragazzi che hanno bisogno in qualche modo di essere attenzionati, e quindi il mio essere viaggiatore turista in quel luogo può dare quel tipo di partecipazione. Faccio parte di un progetto un po' più grande, forse imparare a narrare e a inventarsi cose un po' diverse per questo tipo di turismo potrebbe essere forse una soluzione diversa, no? Rispetto a dire è come andare a fare con lo chef Rubbio la minestra. Ok, adesso io banalizzo, ma almeno così ci capiamo, porto a terra i grandi pensatori. Francesca Carrada, allora da questo punto di vista io leggevo qui, no? Si occupa del patrimonio culturale, editoria e informazione. Ah, ma no, ma potete... Ah, perché c'è il problema del microfono, scusatemi. Ah, facciamo il contrario. Esatto, grazie. È vero. No, credevo si fossero messi d'accordo, era anche carino. Invece no, era un problema proprio di microfono. Allora, Francesca, quindi prima abbiamo visto insieme, no? Abbiamo passato insieme la giornata, abbiamo anche commentato insieme alcune cose. Forse c'è bisogno di un pensiero, ma anche di una capacità di comunicare, no? Un po' diversa. Quando si parla di narrazione delle esperienze, attenzione, non usiamo queste parole che diventa un eccesso di semplificazione, che forse su alcune tematiche è necessario fare un po' d'attenzione, come diceva Rubens anche prima, no? Forse non semplifichiamo, non banalizziamo, non appiattiamo tutto sulla ricetta facile per portare, no, i turisti nei luoghi. È vero che la domanda sta cambiando, ma poi bisogna entrare con un microscopio e cominciare a vedere di cosa stiamo parlando. Credo che ci sia necessità di coinvolgimento. Temo, devi avvicinarti perché quello si sente proprio male, a meno che non abbiamo un gelato, perché io poi ho un tono di voce alto, ma vediamo se... Credo che ci sia bisogno di coinvolgimento. Pronto? Quindi più che soltanto di esperienza, in generale è un discorso di... Credo di coinvolgimento, e quindi
il coinvolgimento bisogna vedere come riuscire a raggiungerlo. Ogni persona dovrebbe essere, a mio avviso, libera di personalizzare la fruizione, quindi noi dovremmo offrire i messaggi corretti, multilivello, con molti strumenti differenti, ma sicuramente c'è la narrazione da strutturare correttamente, sicuramente. Quindi io non credo che sia l'esperienza del fare, sia l'esperienza emotiva, che se sappiamo lavorare in team tra archeologi e con la correttezza ovviamente dell'informazione, che è la base di tutto, perché la consapevolezza il fruitore non sempre la può né la deve avere tenuto ad averla, perché non è che tutti quelli che visitano siti archeologici siano laureati in beni culturali e non è giusto che sia così, d'altra parte, insomma. Certo. Quindi l'importante è che la personalizzazione di questo coinvolgimento sia possibile. E quindi per questo motivo dovremmo essere capaci noi di lavorare in team, ed è questo secondo me la risposta che andava data, mi spiace non sia presente in sala in questo momento, a Beppe Severnini, cioè purtroppo noi siamo ingabbiati nella pubblica amministrazione e questo è un dato di fatto drammatico. Ma Ecco Beppe che sta rientrando, ti stavano citando di nuovo, non puoi allontanarti, te lo dico. Non so. Ma il problema è soprattutto lavorare in maniera integrata. Lavorando in maniera integrata riusciamo effettivamente a mettere a disposizione i dati che chi fa ricerca sul campo, chi studia, produce. Chi deve fare comunicazione istituzionalmente è chiamato a farlo perché dal punto di vista dell'impresa culturale, turistico-culturale ha interesse a farlo, lo faccia poi correttamente con degli strumenti che siano ovviamente quelli attuali. Poi però è anche giusto lasciare la libertà al fruitore di farlo in maniera consapevole e libera, non imposta. È la nuova versione del turismo, secondo me, del turismo culturale, visto che stiamo parlando di questo, lasciare la libertà al fruitore di crescere, consapevolmente poter scegliere, avere vari livelli di fruizione, quindi non soltanto per vari target, anche per le stesse singole persone che possono avere esigenze differenti nei momenti differenti della vita, dello stesso viaggio, della stessa età anche, della stessa situazione. Quindi secondo me bisognerebbe forse un po' sbloccarci tutti quanti. Io credo che un poco, io purtroppo non ho la felice situazione anagrafica del collega, però un po' anche la pubblica amministrazione si sta sbloccando da questo punto di vista. Secondo me stiamo cominciando a vedere un po' forse dei tempi nuovi da questo punto di vista e potremmo riuscire a fare qualche cosa di più dinamico. Nel frattempo comunque sicuramente abbiamo dei tempi troppo lunghi come pubblica amministrazione, però le cose arrivano, per cui noi adesso qua stiamo presentando come Regione Sardegna per esempio 2 progetti che sono abbastanza dinamici. Vero è che poi abbiamo difficoltà nel proporre, nel far arrivare alle persone capillarmente tutto questo materiale. Però secondo me ci stiamo cominciando a riuscire, insomma, Sì. un pochino, insomma. Come si diceva anche stamattina, forse anche guardare a quello che a volte fanno anche altre regioni a livello di comunicazione, no? Importante. Si citava stamattina per esempio l'Alto Adige, cioè, o il Trentino stesso, no? Certo. Trentino-Alto Adige. Nel senso che dagli grandi eventi, no? come quello che è in corso adesso sullo sport a Trento, ma c'è proprio una modalità anche diversa poi, no? Di uscire a quel punto sulla comunicazione e provare perché poi dietro le quinte si lavora, però poi è necessario, no? L'integrazione, e magari proprio per questo io facevo riferimento a lavorare insieme, a lavorare in team, perché a noi manca questo. Forse più che in altre regioni, il fatto di riuscire a lavorare insieme in maniera integrata. Quando lavoriamo in maniera integrata escono fuori delle cose ben fatte, come quelle CRS4, Ministero, Regione. Probabilmente poi ecco, se non soltanto una parte piccola della regione, ma più parti per esempio della struttura amministrativa regionale lavorassero insieme, poi anche la comunicazione e la promozione sarebbero più efficaci. Quando si mettono a terra dei progetti virtuosi di collaborazione sono immediati effettivamente, però la parola è necessario collaborare e fare network è veramente uno di quei tormentoni dei convegni di turismo che
Esatto, bisogna cominciare. Il Ministero invece è andato nella direzione contraria, ha spezzato i musei dalle soprintendenze, li ha separati. Ecco, adesso abbiamo un nuovo ministro che torna. È quello che ha fatto la cosa, lo so, è Franceschini, lo so. Sì, ecco, se volete io inizierei, esatto, su questa prima parte, se avete delle domande o delle osservazioni, siamo qui. Vi darò dei tempi così poi riesco a fare... Ah, ce l'abbiamo. Se vuole fare, sono a sua disposizione per le domande. Siccome mi sembra che stia diventando... Posso chiedere solo di presentarsi cortesemente? Scusa, vabbè, niente, non avrei titolo per presentarmi. Ma ci mancherebbe, Mi chiamo Quintino Mossa, sono il più anziano qua dentro probabilmente. Questo è il mio titolo. Era solo perché così ci Questo conosciamo. è il mio titolo, non credo che ci sia nessuno che abbia più dei miei anni. No, mi sembrava che la discussione fosse... avesse preso una piega un po' surreale, nel senso che mentre stamattina, per carità, senza togliere il valore a nessuno degli argomenti o delle cose presentate, stamattina, come dire, mi sembravano più propositivi o più brillanti. Quel che volevo dire è un'altra cosa, siccome c'è stato Stiamo parlando del cambiamento della domanda turistica, certo, del dottor e quindi è molto Doriano. concreto, nel senso certo. che... C'è stato un intervento del dottor Doriano abbastanza, diciamo così, animato. In effetti, sentendo anche gli interventi attuali, mi sembra che poi sostanzialmente Severnini abbia pienamente ragione nel fare degli appunti alle soprintendenze, che poi la causa sia la turnazione dei sovrintendenti, la mancanza degli organici, che purtroppo viene lamentata in più situazioni, ciò non toglie che le sovrintendenze o sono assenti o sono lente o non sono propositive. Fanno quelle cose istituzionali e da lì non escono. Vorrei considerare un'altra cosa. Qui siamo in Sardegna. Le cose di cui si discute molto in archeologia sono, che so io, i Sciardana, sono i Tirreni. E perché il Tirreno si chiama Tirreno? Si chiama Tirreno perché era diciamo così, il pelago, il mare dei costruttori di torri. Le chiedo solo di arrivare, mi scusi. Sì, no, beh, io capisco, però è importante per dire che queste tesi, queste teorie, c'è un Giacobbo che fa vedere un geroglifo al Cairo e su questo si basa tutta una teoria dei Sardi o dei Sciardana che erano in giro per il mondo, eccetera, eccetera. Per dire, questa è l'archeologia. Questi signori hanno schiere non di seguaci, di adepti, e diciamo così che la maggior parte della conoscenza del presunto patrimonio archeologico, io capisco poi che si voglia pensare al rigore scientifico, eccetera, però manca la comunicazione, mancano delle esperienze coinvolgenti che coinvolgano appunto le persone, che le appassionino. E quindi al di là di quello mancano anche gli interventi, perché per esempio un Frau, che già su un piano diverso rispetto agli altri che ho citato, ha richiamato molto con la sua storia delle colonne d'Ercole e dello tsunami, però almeno ha richiamato l'attenzione sul patrimonio archeologico della Sardegna, ha animato convegni, ha richiamato, e tuttora sono quelle cose che la gente conosce, mentre invece diciamo così, gli studi seri, per carità, profondi delle sovrintendenze non li conosce nessuno. E allora ci vendiamo la Sardegna con le favole. No, ecco. Allora, io un secondo... Siamo sempre lì. Lascerei la parola al signore che ha alzato la mano. No. Siamo sempre là. Sì, va bene. Nelle favole di sicuro no. No, io non fermiamoci soltanto a questo battibecco, se no non andiamo da nessuna parte. Lascio la parola a lei. Si chiama? Buonasera, mi chiamo Claudio. Ti prego Rubens, grazie. Vengo da un piccolo paese della Sardegna che si chiama Gergei. Io vorrei farvi una domanda molto diretta perché non c'è tempo. A chi vuole fare la domanda? A tutti quanti, a tutti trasversale. quanti. Secondo giro della tavola rotonda. Assolutamente. Risposta rapida. Va bene, Forza. non credo. Dunque, oggi l'appuntamento verte su Archaeological Sardinia 3D e mi sembra, da quello che ho sentito dai vari interventi, che appunto si stia seguendo una tendenza che è quella dovuta al fatto che sta cambiando, è cambiata la domanda turistica
E in riferimento al tema culturale, ovviamente rientra l'esperienza non di entrare o di voler entrare in una sala operatoria, però questa esigenza di fare esperienza, di toccare con mano, e quindi anche oltre il 3D, è una cosa che nei millennial sicuramente è palpabile. Certo. Anche per non seguire questa tendenza che è troppo immateriale. Faccio la domanda, secca. No, grazie perché ha ricapitolato molto bene il primo giro e quindi mi sembra molto concreto. La domanda secca è questa. Non è che, visto che siamo in Sardegna e che il responsabile commerciale dell'aeroporto di Olbia col professore partecipano a un convegno, le persone non sanno che in Sardegna ci sono così tanti nuraghi. E faccio un'altra considerazione. Gli italiani... No, aspetti. La domanda è un po' curiosa. Nel senso, ce l'hanno detto stamattina che sono più di 6.000 i nuraghi in Sardegna, quindi adesso lo sappiamo. Quindi Però... non è normale che non si sappia? No, infatti lei dice c'è un problema di comunicazione, questa è la sua domanda. Siete d'accordo che un grosso deficit, giusto? Sto tentando di tradurla e di renderla... Più semplice. No, non più semplice, semplicemente meno... esatto, più potabile. Faccio la domanda diretta. Nel senso, stiamo parlando di un difetto di comunicazione. Abbiamo un problema di comunicazione, giusto? Sul valore del patrimonio culturale, corretto? Non tutti gli italiani, la dico così, sanno che cos'è un nuraghe. Certo. Okay. No, sono d'accordissimo. Ed è importante per la storia d'Italia. Assolutamente. Okay. Allora, la domanda è questa. Secondo voi... Non era questa sulla comunicazione? No. Una, ce n'è una, Una, questa. Okay. Sarebbe opportuno, secondo voi oggi, ricostruire un nuraghe in questi termini? Okay. Non scavare per conoscere, ma costruire per conoscere e per creare consapevolezza e anche per dare un'immagine a livello, parlo di un caso Italia, non Sardegna. Non sto parlando col vestito da sardo, ma da italiano. Cioè ricostruirlo fuori dalla Sardegna? No, ricostruirlo in Sardegna. In Sardegna, ok. Per ridare far lustro capire che all'immagine cos'è. della Sardegna. Ok, questo Italia, grazie, mi dà l'occasione di parlare, la sua domanda la rapisco subito, perché mi dà occasione in realtà di parlare di tecnologia, perché lei sta parlando di una ricostruzione, ok? Però dobbiamo poi entrare anche nel mondo, perché per fare anche questo non è che servono soltanto dei mattoni, possiamo parlare anche di una ricostruzione virtuale, non soltanto. No. Lei vuole ricostruzione Servono fisica. pietre. Va bene, allora prima faccio rispondere a tutti su questa cosa, se la ricostruzione in qualche modo, come abbiamo visto anche nelle case history, no? Il fatto di ricostruire fisicamente delle cose che non ci sono più, aiutino nella comprensione del luogo. Questo chiedo a tutti che cosa ne pensate e poi invece passiamo al nostro viaggio. Cominciamo da Francesca. Non so con cosa parlare, con questo. Sì, una ricostruzione, esatto, per far capire, perché dice c'è un tema di comunicazione, secondo voi se potrebbe avere un senso? Secondo me no. Nel senso che ha un senso sicuramente fare degli esperimenti di archeologia sperimentale, nel senso che l'archeologia sperimentale serve moltissimo a veicolare una serie di informazioni, anche a verificare determinate cose, ma io non vorrei che la Sardegna venisse conosciuta o rappresentata da un nuraghe finto piuttosto che da una corretta interpretazione di ciò che è vero. Quindi io ritengo di no. Visto che abbiamo un patrimonio sconfinato e che forse potrebbe essere più opportuno valorizzare e comunicare correttamente. Perdonatemi, andiamo un po' rapidi perché il tempo dico, sicuramente ci sono nuraghi talmente spettacolari che, però personalmente io non ho niente in contrario. Se una cosa seguita da archeologi sulle indicazioni scientifiche degli archeologi, e purché non sia alto 40 metri come quello che propose in campagna elettorale un consigliere comunale candidato al comune di Cagliari. Ecco. Il simbolo della Sardegna, costruiamo a Cagliari un nuraghe alto 40 metri, basta che sia a grandezza naturale. Stefano? Sì, anche io penso che le ricostruzioni virtuali ci danno grandissime potenzialità nella comunicazione, nella divulgazione, soprattutto al pubblico non specialista, però dobbiamo essere coscienti che sono uno strumento e non devono essere il fine ultimo, se no io mi ricordo il periodo in cui ero studente che
si iniziavano a usare i computer per gli studi statistici, la pubblicazione dei dati, e capitava di vedere convegni dove 3/4 del tempo di ogni intervento era passato a raccontare quante cose belle si potevano fare col computer, eccetera, e poi la parte finale era per dare i dati e i risultati. Cioè si rischia a volte che la tecnologia, che è il mezzo, diventi il fine ultimo, quindi far vedere le potenzialità del mezzo e non il contenuto. Per il resto la tecnologia, le ricostruzioni virtuali, ma anche altre, io penso ai QR code che per esempio danno la possibilità nell'esposizione museale di integrare, approfondire il testo riportato sul pannello, salvando spazio e dando la possibilità a chi è interessato di approfondire, avere altre nozioni, sono nuovi campi di applicazione, quindi sicuramente queste tecnologie possono aiutare, oltretutto crescono molto velocemente nel tempo, quindi c'è anche il rischio non di andare sulla tecnologia, che dobbiamo tornare su una cosa. Io ero già sulla tecnologia. No, era solo sulla ricostruzione, e se su questo tipo di deficit comunicativo può essere colmato anche in questo modo. Allora, sull'idea di costruire un nuraghe vero, probabilmente no, cioè sarebbe sicuramente interessante come esperimento, come è stato detto, però probabilmente, insomma, direi che forse è meglio valorizzare i 6.000 che abbiamo e fare di tutto. Lo so, io personalmente la risposta non ce l'ho, posso dire uno tra i tanti strumenti può essere quello di cui mi occupo, quello sì, però non sono io la risposta a tutto, insomma, sicuramente. Armando e poi Antonio. Allora, noi abbiamo il... Si sente? È questo? È meglio questo. Va bene, dammi questo. Allora, quando si parla, esattamente come prima, quando si parlava di esperienzialità, perché poi ho sentito delle cose dopo di me che non ho condiviso, cioè non c'è tutto un tranchant, adesso vi dico le cose come le direi mia figlia più piccola, cioè non è tutto bianco o nero, ci sono mille sfumature. Allora, ricostruire. Le nozze di Cana di Paolo Veronese sull'isola di San Giorgio, alla Fondazione Cini, rubate da Napoleone dal refettorio, è stato completamente rifatto meno di 10 anni fa, e io sono totalmente d'accordo che sia stato io e Settis, Carandini, siamo tutti d'accordo che sia stato bene rifarlo. Il viale delle processioni di Babilonia, rubato dagli inglesi, o non so se si dice portato via o si usano parole più gentili, e che sta al British Museum e ricostruito da Saddam Hussein, è una vaccata totale. Lo studiolo del Pol di Pezzoli, bombardato nel 1943 a Milano dagli americani e ricostruito, io credo che sia una buona cosa. Le colonne risollevate a Pestum credo che sia una buona cosa. Un nuraghe tirato su credo che sia una porcheria. Poi se volete vi spiego, perché non ho tempo, uno a uno il perché questo sì e quello no. Sulla questione invece di prima, quando si diceva l'esperienzialità, e io nel mio troppo breve, perché io poi sono un vecchio professore, parlerei per 6 ore, ho parlato del mungere le mucche, lo dico alla signora o signorina in fondo, non significa che anche al museo bisogna andare a toccare il quadro di Rubens, o visto che c'è un omonimo, esatto, o che bisogna in archeologia ciucciare i muri o fare le cose. Io credo che l'esperienzialità abbia un aspetto materiale importantissimo, e io ho citato quello, ma ci sia un'esperienzialità immateriale che è altrettanto uguale. Cioè, cito dal Turing, di cui mi sento qualche parente. Dobbiamo prendere atto che la cultura contemporanea è profondamente influenzata dal sistema mediatico, dalla tecnologia, e quindi sempre di più dalla realtà virtuale. Guarda che è una guida di 15 anni fa. Ed ha sviluppato una propensione all'immaterialità, cosa forse tanto più vera per il turismo archeologico. La virtuale di un monumento, ecco il nuraghe, o un contesto archeologico, alle volte di difficile lettura, può assicurare sensazioni più autentiche ed aiutare la comprensione di reperti ed oggetti, accostando all'autenticità reale una più emozionale, sensoriale e di atmosfera. Io credo che l'esperienzialità in archeologia sia questa. Cioè io vado lì e capisco.
Cioè capisco, vado a casa e invece di portarmi il vino, avevo detto mi porto un arricchimento perché ho imparato a mungere le mucche, eccetera. In questo caso io ho capito che cavolo c'era dentro in queste torri, cosa facevano, perché le avevano costruite, come le hanno costruite, perché si è sviluppata una civiltà di questo tipo. Cosa che in un approccio di tipo tradizionale, vorrei dire vecchio, non è il caso di tutti i musei, per l'amor di Dio, anzi oggi quasi tutti stanno andando nella direzione opposta, ma non capivo perché vedevo in fila 6 vasetti, 4 bronzini, 4 bronzetti, delle cose, ci voleva, ecco, quella famosa, dicevamo, storia, laurea in storia dell'arte o meglio ancora in archeologia per poter superare queste mediazioni. Oggi con la tecnologia noi possiamo mediare in modo molto elementare, molto facile e portare l'edutainment, questa parolaccia che però credo che tutti conosciate, è questo, no? Cioè è imparare anche attraverso la gradevolezza di quegli strumenti a cui poi noi siamo abituati, noi parlo di quelli molto più giovani di me, siamo abituati nella quotidianità, ecco forse non ci eravamo capiti. Professor Usai, così Ma ripartiamo una- mettendo già, scusate, il termine, comunque cominciamo a ragionare esatto sul rispondo termine. con piacere anch'io Grazie. sull'idea della ricostruzione, Grazie. ma non tanto della ricostruzione fine a se stessa. Quello che si diceva prima dei numeri, il numero serve per capire l'importanza di un fenomeno in quel caso e soprattutto per dare l'idea che c'è una grande opportunità molto vicina a noi che se valorizzata potrebbe aiutare tanti a fare una scommessa anche sul turismo culturale. Questo era il senso dei numeri e continua a stupire nei turisti non l'idea che esista un nuraghe, ma l'idea che esista un numero così alto che lascia intendere, lascia immaginare nella mente del nostro turista un qualcosa di più di una visita, ma qualcosa da scoprire e che addirittura va scoperta a tappe, quindi addirittura un percorso. E dal nostro punto di vista mi è capitato più volte di occuparmi di pianificazione strategica e di sviluppo anche con implicazioni di turismo culturale, sapere che c'è un patrimonio così vasto che potrebbe essere oggetto di una rete, di un racconto, significa dare ai tanti operatori, molti dei quali presenti qua, un'altra opportunità. Sull'idea della ricostruzione, condivido quanto è stato detto prima, le ricostruzioni fine a se stesse non hanno un grande valore, ha un valore invece un progetto. Se nel progetto inseriamo per finalità educative o per non solo promozione turistica, promozione collegata all'educazione soprattutto di alcune fasce della popolazione, allora vi dico che c'è già un esperimento in questo senso che viene fatto vicino ad Arzachena, dove c'è una start-up che valorizza il nuraghe in quanto attrattore e questa start-up sta investendo sulla ricostruzione virtuale, ma con l'idea anche di aiutare i bambini nella loro visita a provare a costruire un nuraghe. Allora tutto questo instilla l'idea anche nel bambino che c'è qualcosa di bello da vedere che magari non conosce. Beh, questa è una notizia, grazie. Però Grazie. invece tecnologia, tocca a me il secondo giro. Esatto, adesso no. La tecnologia, allora esatto, approdiamo alla tecnologia perché tornando al titolo, sulla prospettiva e l'opportunità di crescita nel binomio cultura e archeologia, è fondamentale, dopo aver toccato il tema del mercato e della domanda che cambia, entrare però nell'altro grande filone dell'innovazione che è la rivoluzione tecnologica. Proprio ieri è stato pubblicato dall'osservatorio del Politecnico di Milano, che fa queste ricerche ogni anno, siamo alla 6ª edizione, però è sempre molto interessante questa cosa proprio sul valore della componente tecnologica nel turismo. Cresce il valore della componente digitale, quindi siamo il 77% delle prenotazioni viene ancora effettuato da computer e tablet, ma come sapete il mobile aumenta. C'è una parola importante che ha citato stamattina anche Armando che riguarda proprio la rivoluzione digitale, che è la sharing economy, che ha cambiato drasticamente, quindi il mondo non sta cambiando, questo mondo è già cambiato, della rivoluzione digitale non ne parliamo più, dobbiamo semplicemente fare i conti con quello che sta succedendo dentro questa realtà, ok? No, però è importante capire quali sono le ricadute poi pratiche, quindi cosa succede, quindi quali sono gli strumenti che devo mettere in atto per far sì di poter dare delle risposte
a quelli che sono i miei clienti, il mio territorio, efficaci. Come raggiungere i target? Se abbiamo detto che cambia la domanda, cambia anche il target di riferimento, si sono spezzettate, abbiamo parlato dei giovani adulti, sì, si chiamano anche giovani adulti, e poi ci sono fino alle fasce dei grandi vecchi che sono sopra i 100 anni, però c'è una fascia di turisti che è una fascia di mercato molto importante, che tra l'altro è big spender, che ha molto tempo libero, che sta bene in salute dai 60 anni in su, che sono un mercato nuovo. C'è un trend molto forte di quel mercato come quello dei millennials o della generazione anche che sta arrivando. Quindi diversificazione dei target di mercato, ma la tecnologia, dobbiamo riuscire a muoverci con questo mondo. Ricordiamo che gli operatori, spesso vedo in sala visi anche della mia età, noi siamo la generazione di Carosello e Alexa, ok? Cioè, ma siamo ancora qui, quelli che non avevano il computer e avevano i gettoni in tasca, ma siamo ancora qui con imparare a usare Instagram, e adesso che abbiamo imparato non dobbiamo passare all'altro, a TikTok, no, perché Facebook è da vecchi, lo sapete, no? Perché appena ci siamo entrati noi sono scappati i figli che sono andati su Instagram, adesso andiamo su Instagram e quelli sono scappati da un'altra parte. Per lavoro i social noi dobbiamo imparare a usarli, anche voi, tutti noi dobbiamo stare in questo mondo. Allora, tema della tecnologia. Tecnologia ha a che vedere con delle parole come appunto dicevo la sharing economy. Pensate soltanto big data, cioè qual è l'utilizzo, qual è l'opportunità che io posso avere dal conoscere e seguire il mio cliente. Una volta andavi in un albergo, ti salutavano e arrivederci, grazie. Adesso quando vai a toccare un territorio, magari fuori all'estero, torni a casa e vieni inseguito amabilmente da tutto quello che hai toccato, ma con gentilezza, con cortesia, tra newsletter, mail, proposte, ti senti coccolato, ti conosco, addirittura hai detto ma io non ho, cioè, come hanno fatto a conoscere tutto questo di me? Perché ho lasciato un sacco di tracce digitali senza accorgermene o anche accorgendomene, chi se ne frega, tanto erano tutti bei servizi personalizzati che avevo. Questa è la tecnologia, ma questo è business, perché poi io mi sento così coccolato che poi quella cosa lì magari ci ritorno ancora. Questi sono i big data di oggi, no? Quindi allora adesso questa è la tecnologia di cui parliamo, cioè stiamo parlando di quelle che sono le opportunità nel turismo culturale. È fondamentale mettere in atto, prendere il volante giusto, ok? Altrimenti le opportunità non si colgono. Allora, quindi la tecnologia non è soltanto il byte o qualcosa che non ha a che vedere con la cultura, ok? Che uno pensa a un'opposizione da questo punto di vista. La tecnologia è ciò che ci sta circondando oggi e vediamolo come strumento. E quindi era un po'. Quindi lascio chi vuole intervenire subito veramente a dire veramente la sua su questo e dare anche dei suggerimenti. È un aiuto a chi ci sta ascoltando. Va bene. Recuperiamo il microfono. Allora, diciamo, parliamo davvero dei consigli. Del 3D, no, consigli non mi sento in grado di darne, anche perché ho la barba bianca. Una considerazione. 3D e simili, sì. Nel caso del 3D, il grande beneficio coincide col grande problema. Con McLuhan, nel caso del 3D, temo che il rischio sia che il messaggio si riduca al mezzo. Mi spiego. Noi archeologi siamo in grado ormai di dare sofisticatissime, a seconda dei casi naturalmente, interpretazioni di una società antica, gli aspetti sociologici, antropologici, valori, eccetera, eccetera. Quindi da un lato l'archeologia fugge verso l'alto e dobbiamo trasmetterla, noi e tutti quelli del settore, comunicatori, eccetera, ad una popolazione che purtroppo, secondo tutti i dati, è in caduta libera sul piano del livello culturale. No, se volete li snocciolo, ma sono sempre più preoccupanti. Ora, in questo contesto, noi, quello che noi dobbiamo comunicare dell'antichità sono, come dicevo prima, i significati profondi e quello che ci insegnano su di noi che viviamo adesso e sulla nostra società. E ripeto, hanno molto da insegnarci.
Allora, la Domus Aurea di Nerone, no? Oppure il Palazzo di Sanssouci di Federico di Prussia, no? Ricostruzione 3D fantastica e meravigliosa. Ma quello che io devo far capire al visitatore è questo: guarda caro, che la Domus Aurea è una macchina architettonica e scenografica di autorappresentazione del potere. Nerone autorappresenta il proprio potere, eccetera, eccetera. No? Questo è il messaggio che uno dei messaggi che io devo lanciare. No? È un messaggio astratto, è un messaggio, spesso il messaggio soggiacente, il più importante, è un messaggio astratto, sofisticato, che è molto difficile da trasmettere in immagini. Quando io ho a che fare con un pubblico purtroppo, non per colpa nostra, sempre meno adeguato a recepire concetti astratti e sofisticati, il rischio è che il visitatore se ne torna a casa e quello che ricorda più facilmente nella memoria è la meravigliosa immagine 3D, ma non il messaggio culturale che invece la giustifica. Io ti racconto la Domus Aurea perché. Okay? Ciò non vuol dire che buttiamo a mare, ci mancherebbe altro, non voglio dire questo. Voglio dire questo, che dobbiamo essere consapevoli che questo è un rischio. Quindi dobbiamo mettere in campo anche altre forme di comunicazione altrettanto potenti per comunicare invece la parte astratta del messaggio, magari con test di controllo a seconda dei visitatori, delle fasce di età, eccetera, eccetera, no? Cosa ti ricordi, cosa non ti ricordi, questo è un fatto che io vedo, ripeto, va benissimo il 3D, eccetera, però attenzione che potremmo andare davanti a questo problema. Stefano, volevi intervenire su questo? No, sono assolutamente d'accordo con quanto detto da Rubens. Un esperto del settore e io sono un ignorante. Ho fatto l'esempio della Domus Aurea. Mi parli della nostra cultura non solo nuragica, ma quella sarda, così. Quale sarebbe secondo lei il messaggio corretto e poi vediamo come svilupparla, cioè in varie maniere, con varie tecnologie. È un po' vasto. Dicevo, la cultura. Fantastico. Anche in Nuraghe? Anche in Nuraghe. Non anche, noi siamo in Sardegna. Si è sentita aggredita. Un secondo. No, provo a interpretare un secondo. No, lei ha fatto l'esempio della magnificenza dell'uomo come concetto astratto, dice possiamo applicarlo per esempio nei nuraghe. È chiaro che adesso, voglio dire, questo è un lavoro che va fatto a parte, nel senso... Pronuncio le parole anche nuraghe e non vanno bene. Sì, no, mi sembra... No, stava sottolineando. Allora abbiamo dei fantateorici, dei fantaspetti, gente appassionata, che ha notizie errate, perché magari si appassiona, poi è anche ignorante, sicuramente ignorante, quindi non conosce appieno La storia. E poi ci si lamenta che questa gente dà informazioni. Il problema è che questa gente dà informazioni, chi cavolo le dà? Allora, se i fan, gli ignoranti, poi siamo tutti abbastanza, cioè le future generazioni saranno abbastanza stupide perché purtroppo saranno tutti quanti ignoranti, perché probabilmente così, perché distribuiscono questo, noi vorremmo sapere dalle persone esperte del settore qual è il messaggio corretto. C'è una risposta. Le nuove generazioni hanno una forte esigenza, l'autenticità, la veridicità. Quindi, siccome non c'è un'opinione sul dato scientifico, non è se lo dice lei, ecco questa cosa, no, non lei, ha presente quando uno dice ma se lo dice lei? No, è un dato obiettivo, scientifico, la scientificità di un dato. Qui stiamo semplicemente discutendo su come diffondere l'informazione, attraverso cosa, no? Non chi lo dice, mi sembra che sia indiscutibile. Le fonti devono essere certificate. Io ieri per vendermi una lampada di ceramica che aveva come motivo era un uomo, la pianta dell'uraghe rosa, ho messo un'ora a far capire a una ragazza svedese chi siamo e chi non siamo. Prima ha comprato la lampada e dopo gli ho spiegato che cosa cavolo stava comprando. Insieme, dopo e durante. Questo è il problema. Poi ho detto probabilmente anche nelle pensioni.
Va bene. Ok, ho capito qual è il suo punto di vista. Facciamo... Sì, scusate. Abbiamo solo quel microfono. Ah, ecco, scusi. Sì, buonasera, io mi chiamo Ludovico Fara, sono titolare dell'azienda Sardegna Homes e diciamo volevo più che altro collegarmi al fatto dell'esperienza, però anche alla tecnologia. Allora, io diciamo, allora, il mio discorso è molto lungo, però spero cercare di, insomma, di argomentare in poche parole. Allora, l'esperienza secondo me è nata anche tramite per esempio i big, come per esempio Airbnb, no? Cioè Airbnb è nata per esempio per questioni degli appartamenti, no? Gli alloggi, ok. E adesso è nata anche la parte dell'esperienza. La mia idea, diciamo, imprenditore negli appartamenti e nelle case è quella di creare un'esperienza. Io sono anche guida trekking, tra l'altro farò un corso sempre di guida trekking ambientale ai GAE e secondo me non è la comunicazione, diciamo, è l'attenzione che si deve importante nelle generazioni future. Come dicevano, ci sono 8 secondi di attenzione nelle nuove generazioni, quindi bisogna cercare un percorso. Allora, secondo me quello che io ho già lanciato con la mia azienda è, oltre al mare, il verde al di là del blu. Cosa vuol dire questo? Io, come anche ha parlato Beppe Servegnini, è collegare un percorso di trekking che io ho chiamato sensorial trekking, cioè non solo quindi parlare di panorami, non solo anche appunto di nuraghi eccetera, ma parlare anche dell'ambito ambientale, quindi le piante per esempio come l'elicriso e tante altre, no? Quindi nell'ambito giovanile, che magari appunto l'attenzione è molto non è forte, ecco, fare un percorso anche magari appunto di nuraghi, di vari siti archeologici, facendo anche step sulle piante per esempio, però quindi non solo visivo ma olfattivo, quindi visivo, olfattivo, uditivo, quindi abbiamo un sacco di fauna in tutta la Sardegna, e anche un gustativo. Per esempio a ottobre c'è il corbezzolo, io ho tanti amici all'estero, non conoscono il corbezzolo, cos'è il E da un corbezzolo? punto di vista tecnologico, che cosa, come riesce a... Cioè, quali sono gli strumenti tecnologici? Allora, io uso con la mia azienda anche personale Instagram, Facebook, e ho diciamo su Instagram già più di 3.000 follower sulla mia azienda, che non è tantissimo, però comunque ho aperto la mia azienda quest'anno, quindi mi reputo un imprenditore diciamo medio già nell'ambito tecnologico e sto comunque per esempio è uscito da poco lo spot Sardegna Homes nel trekking, no? Quindi collegare l'esperienza multisensoriale, per esempio una cosa, l'ultima cosa poi chiudo, magari è troppo lungo, mi piacerebbe fare anche un trekking a piedi scalzi. Perché un piedi scalzi? Ma ci sono spine, ci sono le rocce? No, perché? Perché molte persone vengono in Sardegna anche per un fatto energetico, cioè far conoscere l'energia della Sardegna anche tramite il tatto. Quindi No, volevo ringraziarla sì, perché... se no parlo troppo. No, però mi sembra un'ottima testimonianza concreta di come lei in qualche modo è riuscito a mettere insieme alcune cose che oggi abbiamo sentito e quindi magari sul turismo poi archeologico, culturale uno può applicare laddove si può. Il verde al di là del blu, proprio oltre al mare. Sembra un'ottima case history, grazie. Andrei avanti però con il nostro tavolo perché stiamo quasi per chiudere. Io tornerei sul discorso proprio sulla tecnologia e volevo dire che sì, sono d'accordo sul fatto che spesso diciamo che il mezzo rischia di diventare esso stesso il messaggio.
è verissimo, è vero anche che il mezzo però mi può portare dentro una sala operatoria dove magari non posso andare, quindi diciamo che è vero anche quello, è vero anche che spesso e volentieri bisogna stare attenti con i messaggi che magari si cerca di divulgare con determinati, diciamo, strumenti. È vero che esiste un videogioco che si chiama Assassin's Creed, che semplicemente per aver ambientato alcune scene in un borgo che non era obiettivamente molto conosciuto, si chiama San Gimignano, ha portato lì 20.000 turisti nell'arco di una sola stagione. Quindi chiuderei dicendo, cioè un po' una frase spot che sembra una roba tipo siamo di fronte a una grande opportunità, ma è vero, cioè il professore prima ha citato uno scritto di 15 anni fa sulla realtà virtuale. La realtà virtuale è una di quelle branche tecnologiche che stentava, cioè se ne parla da tantissimo tempo. Io stesso nel 95 feci una ricostruzione del pozzo di Santa Cristina con strumenti assolutamente pionieristici per quel momento, e se ne parlava come se dovesse essere l'imminente boom tecnologico. In realtà adesso stiamo assistendo veramente al boom, grazie al fatto che appunto c'è un'industria che è quella dei videogiochi che spinge molto, e quindi anche con un semplice browser qualsiasi posso tranquillamente caricare sopra dei contenuti diciamo 3D che prima erano assolutamente, diciamo, proibiti per gli strumenti che avevo a casa. Anche il signore che è intervenuto prima, vedevo prima che armeggiava comunque con uno smartphone quasi di ultima generazione, quindi tutti quanti abbiamo in tasca uno strumento che in qualche modo ci può aprire, diciamo, uno scenario di percezione dell'ambiente, della vacanza, dell'esperienza completamente diversa. È uno strumento, sta un po' a noi, magari in maniera multidisciplinare, poi per ricollegarmi con quanto si diceva prima, a in qualche modo a far quadrare il cerchio, perché da tecnologo, da persona che conosce bene la tecnologia, sono sicuramente cosciente del fatto che non arrivo da solo a riuscire a dare il messaggio che si diceva prima, però ci metto il mio come magari ci mettono il loro gli altri, e insieme forse ci riusciamo. Faccio concludere il professor Perez. Grazie. Microfoni ne ha 3. Sì, va bene questo. Allora, no, mi veniva in mente adesso ascoltando te, che hai citato una città che forse non tutti conoscono, che è San Gimignano, e mi è venuto in mente che se noi fossimo stati, non voglio dire in una specifica regione, ma in centro Italia, a dire una roba del genere, la sala sarebbe insorta e ti avrebbe tirato pietre e quant'altro, altro che voi quando parlate dei nuraghi, che vedo che vi sensibilizzate, parecchio. Siete molto, molto fieri, molto orgogliosi, molto competenti e anche molto, non so se incazzosi è una parola corretta, però mi reagite immediatamente. A dire una roba del genere di San Gimignano, che è uno dei centri più importanti, eccetera, eccetera, quindi per dire che poi il mondo, le culture sono tantissime e ognuno di noi non è e non può essere un super esperto di tutti, va rispettato tutto. Tecnologia. Io voglio farvi semplicemente 3 flash. Uno, la tecnologia in questi ultimi tempi sempre più, con una velocità sempre maggiore, è diventata il motore dell'evoluzione. Cioè noi abbiamo sempre più app, sempre più tools, sempre più piattaforme, sempre più cose nuove, sempre più veloci, sempre più impattanti sulla realtà, l'intelligenza artificiale, la robotica, tutte queste cose che impattano la società in una maniera che da un lato è certamente utile, importante, che farà risparmiare tempo, denaro, renderà tutto estremamente più facile, insomma, dall'altra parte invece vediamo nuvole crescere sempre di più, no? La riduzione dei posti di lavoro, la privacy o problemi che ancora non riusciamo bene neanche a identificare. Io la settimana scorsa a Parigi ho assistito all'Ocse a una conferenza stampa di un gruppo americano il quale ha detto, vedete, i bambini che oggi hanno 5-6 anni, che cominciano ad andare a scuola, quando arriveranno ad avere 20 anni rideranno di quelli che in passato guidavano la macchina. Dice che rideranno e diranno, ma pensa che c'era davanti uno con un affare rotondo che girava di qua e di là, muoveva ogni tanto delle leve sotto quei pedali e delle cose, perché per far muovere una macchina ci avevano bisogno di tutto sto lavoro. Cioè noi non sappiamo bene dove arriveremo, con che velocità e dove ci porterà, anche perché il vero tema non è che cosa la tecnologia mette a nostra disposizione,
ma come queste cose che ci mette a disposizione fanno cambiare tantissimi altri settori. Allora, ci sono problemi che fanno solo ridere. Io ho visto come stanno lavorando per i ciechi. Ci sono già delle cinture che possono essere vestite, uno mette su una cintura ed è un cieco e diventa esattamente come un pipistrello. Cioè sente immediatamente, attraverso dei sensori che gli vengono piazzati, sente tutto quello che c'è. C'è vicino una persona perché avverte la temperatura, ne vede la forma, sente il tavolo, il gradino, quanto è alto il soffitto, eccetera. Cioè questo fatto toglierà un sacco di lavoro ai cani lupo. Però questo ci preoccupa poco, evidentemente. Ma quante altre cose invece produrranno in altri settori la sharing economy che tu hai citato prima? E non solo, ma cambiano i comportamenti. Cambia quando noi, con una terminologia da turismo, diciamo cambia la domanda, ma la domanda cambia per questo, perché io quando andavo a comprare un biglietto 30 anni fa in agenzia mi fidavo, questo qua mi faceva vedere il catalogo, io compravo ed ero tutto contento. Adesso ne sa molto di più il ragazzino della generazione Z di te che sei un esperto, ne sa di più perché questo c'è stato mezz'ora su internet a guardare, ha letto tutti i commenti, dice bellissimo albergo in posizione straordinaria. Non è più 4 stelle o 5 stelle, è booking.com 9.3, 9.8, quindi dimentichiamo tutte le certificazioni del passato. Adesso ci sono queste cose, ma non solo, ma quello non si fida, va a vedere sotto tutti i commenti, dice ma quale bello e meraviglioso, c'è una puzza pazzesca perché dietro c'è la discarica, cioè tutta una serie di cose, per cui quella arriva che ne sa molto più di te, non freghi più nessuno, cioè sono tutti informati, quindi il mondo cambia perché la tecnologia tocca tutti i settori che cambieranno in maniera pazzesca, in bene e in male. Volo Lufthansa da Città del Messico a Roma, prima classe, non pagavo io, ero ospite, grazie a Dio, non me lo potrei permettere. Io mi chiamo Armando Perez, dal volo di Città del Messico questa hostess che mi chiamava Armando, senza che io l'avessi mai vista in vita mia, sapeva tutto di me, mi parlava solo ed esclusivamente in spagnolo, diceva please can you speak English, because e questa qui non c'era verso, io ero quell'Armando Perez che aveva sulla scheda, che vivevo a chissà dove, cioè mi aveva confuso qualcun altro, e al mattino quando mi ha svegliato pretendeva che io mi bevessi una tequila. Cioè ho detto ma scusa, ma io, dice no, ma we know that you drink tequila in the morning. Allora, la tecnologia, è vero, ha tanti aspetti positivi e i ciechi ne godranno sicuramente, però adesso io vi ho dato una cosa da ridere, però la tecnologia impone tanti problemi. Cosa sarà tra 20 anni? Non lo sappiamo, stiamo viaggiando come Cristoforo Colombo nell'Atlantico, sappiamo che andiamo di là. Ormai le domande sono a 5, 4 anni più che 20, Hai capito, perché i cambiamenti sono di questo genere. Però ragazzi, quello che bisogna fare è, come diceva una vecchia pubblicità, che tu sia gazzella o che tu sia leone, quando ti alzi al mattino corri perché è l'unica cosa che puoi fare. E io credo che noi dobbiamo correre, dobbiamo imparare a correre, mentre invece, e con questo chiudo, io credo che tutti vadano molto più lentamente di quanto sia necessario. Va bene, chiudiamo, stiamo proprio in chiusura. Una parola però, velocissima, le chiedo perdono, ma veramente i segnali sono... Volevo solo spezzare una lancia a favore di Massimo De Riu, non che ne abbia bisogno, però del suo lavoro più che altro. Cioè io credo che abbiamo il migliore esempio di divulgazione scientifica e culturale in Italia, grazie al lavoro che fanno le persone come De Riu, credo in Alberto Angela. Cioè tutto quello che lui ha fatto a livello di divulgazione, se non fosse state rendering 3D, storie, eccetera, eccetera, non sarebbe arrivato al popolo, diciamo, a noi poveri mortali, riuscendo grazie a Dio a superare insomma un programma come quello di Maria Di Filippi, quindi cioè, credo che sia lì, insomma, cioè, lo dica solo questo esempio. Grazie, mi sembra con una battuta velocissima certo. sulla tecnologia, giusto per chiudere questo passaggio, perché tutto quello che abbiamo sentito è interessante, perché si è parlato sì di tecnologia come strumento ma di contenuti, però due riflessioni. La prima, noi abbiamo creato una spin-off all'interno dell'università perché ci è stato chiesto di
supportare il trasferimento tecnologico. La prima cosa che ho fatto quando mi è stato affidato questo incarico è chiedermi che cosa intendessero i nostri interlocutori, gli operatori turistici prevalentemente, per trasferimento tecnologico. 4 risposte blindate: tecnologia uguale innovazione, tecnologia uguale soluzioni, tecnologia uguale digitalizzazione, tecnologia uguale tutto quello che volete voi, in modo da lasciare una risposta aperta. Il risultato ci ha sorpreso perché nella migliore delle ipotesi barravano tutto, nella peggiore delle ipotesi ci dicevano tecnologia per me è qualsiasi cosa riguardi i telefonini, ce li elencavano proprio. Dopodiché c'era lo spazio libero e mi ha incuriosito una risposta che però fa riflettere. La risposta è stata: sono un operatore turistico, ho un albergo con 30 camere, ho aperto la pagina Facebook, ho speso tanti soldi per me per creare un sito internet, ho un'app, utilizzo Instagram, però ho pochissimi clienti. Cosa devo fare? Quando sono andato a vedere, curiosamente, perché ci ha indicato anche tutte le informazioni per arrivare a lui, il signore è vero che aveva tutto, peccato che non comunicasse niente. Allora il vero problema della tecnologia, perché poi per capirci noi abbiamo inteso la tecnologia come tutte le soluzioni che ti aiutano a cogliere un'opportunità, non è tanto lo strumento tecnologico, il software, piuttosto che la sharing economy. Il vero problema è ciò che voi avete da comunicare, ciò che voi avete da proporre sul mercato e diversi strumenti che vi consentono di riunire insieme quelli che sono i vostri target o banalmente tutti i clienti che potete raggiungere. L'ultima riflessione è questa: sì, tecnologia, ora mi sposto un po' dall'ambiente culturale. Stamattina si è fatta una battuta sul tempo, logicamente quei dati andavano oltre perché erano già stati epurati, però durante una fiera mi ha incuriosito un tour operator che mi ha chiesto: ma è possibile che in Sardegna oggi, e mi ha fatto vedere la sua app con le previsioni del tempo, era novembre, quindi Londra WTM, mi dice: oggi da voi ci sono 19 gradi, qua ce ne sono 2. Perché non trovo delle offerte e i miei fornitori abituali non mi fanno offerte per un pacchetto turistico? La mia risposta è stata: se le dovessi dire che cosa pensa l'operatore medio con cui generalmente abbiamo a che fare, le direi perché non portate abbastanza turisti. Personalmente perché utilizziamo male la tecnologia. La sua risposta è stata: no, non la utilizzate proprio, e d'altro canto tu non sai quanti turisti ti posso portare io, perché il mio tour operator muove in questo periodo migliaia di turisti che a novembre da qui 2 gradi si vogliono spostare dove ce ne sono almeno 10. Quindi la tecnologia alla fine, se la intendiamo come soluzione, tutte le soluzioni che voi potete adottare per cogliere opportunità, però prima dovete trovare le opportunità e saperle leggere. Ok, grazie. Direi una bellissima chiusa, un'ultima parola e poi chiudo salutandovi. Francesca, volevi dare solo delle indicazioni a proposito di continuiamo a dare A proposito informazioni. di comunicazione, a proposito di tecnologia, prima che invecchi andate sui siti di Monteprama anche per trovare delle risposte a delle domande che ci sono state poste, e su Virtual Archeology. Sono i 2 siti presentati anche nella mostra e lì di risposte ce ne sono tante. Spero ci siano tutte quelle che insomma soddisfano le vostre domande. Se no ci scrivete sui social e così noi sappiamo che indirizzo è suggerito dalla collettività. Grazie. Allora io devo dire ringrazio davvero tutti. Qui insomma la sensazione appunto è che le competenze, l'entusiasmo qua si svegliano e corrono, nel senso che, professore, mi sembra di aver percepito questa energia. Per me non è una scoperta, perché anche senza camminare a piedi nudi, secondo me qui l'energia è palpabile e anche la passione. E quindi ritengo che certo, sicuramente il compito, come noi giornalisti e anche nel nostro giornale, tanto per dirne una, io dopo 29 anni dalla nascita di questo giornale ho rimandato i giornalisti sul posto a fare i servizi fisici di persona, no? Perché l'affidabilità, perché saper guardare con i propri occhi, saper raccontare è lo stesso problema. Bisogna avere qualcosa da raccontare, però spesso le persone magari danno per scontato che qualcosa che sembra che non abbia valore invece in questo momento può avere un grandissimo valore, basta saperlo ben contestualizzare. La tecnologia è esattamente un meraviglioso mezzo, come la lavatrice, cioè non dobbiamo pensare che no. Poi è vero, ci sta cambiando il mondo e lo sta cambiando in continuazione, ma è anche un po' il suo bello, no? Nel senso che va bene, io spero come tanti, no? Di riuscire a vedere le macchine che arrivano da sole quanto prima.
perché è necessario comunque guardare in avanti, e nel turismo culturale le opportunità secondo me sono veramente tantissime, come in tutti quelli che lavorano nel mondo della ricerca, nel mondo dello studio, nel mondo pubblico, in chi cerca evidenze scientifiche e in chi a questa giovane età coglie la sfida di portare i suoi prossimi figli e clienti in questa meravigliosa terra. Ringrazio davvero tutti, ringrazio Reporti, ringrazio l'università dove siamo qui e ringrazio davvero perché è stata un'occasione davvero molto molto interessante anche di conoscervi. Grazie infinite.